Vertice sulle grandi navi. A Roma si parla di Venezia. Un tavolo lungo come 3 ministeri, quello alle infrastrutture e ai trasporti, quello all'ambiente e quello ai beni culturali. Una riunione a cui il presidente veneto Luca Zaia non poteva mancare e infatti arriva puntuale stamattina per studiare col governo l'avvio della procedura di impatto ambientale di 8 progetti alternativi al passaggio dei giganti del mare da Bacino San Marco. La soluzione migliore verrà scelta dalla Commissione VIA, che avrà 3 mesi per sviscerare aspetti positivi e criticità di ogni piano. Trascorsi 90 giorni si procederà inserendo la soluzione migliore nella legge obiettivo che apre le porte ai finanziamenti statali. Altri fondi potrebbero arrivare dalle compagnie che si sono rese disponibili a partecipare ed investire su un progetto valido pur di arrivare a Venezia, ma per la crocieristica un danno c'è già stato. Le compagnie di crociere hanno regolato i loro programmi per il 2014 in modo da diminuire la loro presenza, quindi sostanzialmente Venezia ha già perso quel primato di porto capolinea del Mediterraneo che ha acquisito negli ultimi anni. E poi ci sono grosse preoccupazioni per i programmi 2015 e 2016 se non arrivano risposte celeri da parte del governo in termini di soluzioni migliorative. Insomma, quello di oggi è il primo passo di un percorso ancora lungo che finirà solo nel 2016, quando la soluzione alternativa a Bacino San Marco diventerà operativa. Nel frattempo, a partire dal 1° gennaio del 2015, l'accesso sarà permesso solo alle navi con stazza inferiore alle 96.000 tonnellate. Al momento questo è il compromesso migliore per tutelare l'ambiente da una parte e la crocieristica dall'altra, ma bisogna fare in fretta. Il nostro Ministero eserciterà tutti i poteri relativi alla propria capacità di tutela per salvaguardare quello che ritengo sia uno dei beni più preziosi del mondo, e il mondo ci sta guardando su Venezia. Non vorrei che facessimo così una figura modesta come è stata nel caso di Pompei.